Nella raccolta dei libri sapienziali dell'Antico Testamento ha un ruolo tutto particolare il libro di Giobbe. È un testo affascinante anche per i moderni, che lo sentono solidale con l'angoscia dell'uomo che chiede a Dio perché e ricerca il senso della propria vita. Vorrei soffermarmi in questa conversazione sul finale del libro di Giobbe. Abbiamo già riflettuto in una occasione precedente su il capitolo 8 del libro dei Proverbi, dove viene presentata in modo poetico la creazione di Dio. Anche nel libro di Giobbe ci sono alcuni capitoli, particolarmente il 38 e il 39, in cui viene presentato il Signore in quanto creatore del mondo. Allora vi propongo di rileggere insieme questi capitoli per riflettere sul tema della creazione. Come sappiamo, Giobbe è una figura letteraria, cioè è un personaggio creato da un grande autore, letterato, quasi un drammaturgo, che mette in scena l'angoscia dell'uomo. In una situazione tragica, Giobbe sperimenta l'eccesso della sofferenza, del male, e chiede a Dio perché. 3 amici gli danno le spiegazioni teologiche tradizionali. Ripetono la solita solfa, se stai male vuol dire che hai fatto del male, il Signore ti ha castigato per qualche tua colpa. Giobbe insiste nel proclamarsi giusto, o perlomeno nel ritenere di non meritare una pena così grande, sproporzionata rispetto alle sue eventuali mancanze, e chiede che il Signore intervenga e dia ragione del suo operato. La creatura chiede con forza al Creatore di spiegarsi, di giustificarsi, di rendere ragione del proprio operato. Finalmente, interpellato con simile veemenza, il Signore interviene e al capitolo 38 diventa personaggio di questa tragedia. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano. Semplicemente l'autore inquadra il discorso di Dio in una tempesta. È una tipica figura della teofania, cioè l'apparizione di Dio secondo gli schemi dell'Antico Testamento, che hanno come modello principale il Sinai. Dio si è rivelato a Israele nella densa nube, fra tuoni e fulmini, scosse di terremoto e fumo di vulcano. Immagini sconvolgenti che accompagnano la rivelazione di Dio. In mezzo alla tempesta, noi potremmo intendere in mezzo alla
tempesta morale in cui si trova Giobbe, cioè nel caos dell'esistenza, in mezzo ai tuoni e ai fulmini delle nostre dolorose esperienze, il Signore risponde all'uomo. Chi è costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Giobbe ha a lungo parlato chiedendo al Signore spiegazioni. E la prima parola che il Signore pronuncia è una domanda: chi è questo ignorante che pretende di oscurare il piano? Cosa vuol dire una frase del genere? Il piano è il progetto di Dio, è il progetto della creazione. C'è un piano che regge il creato. Chi è costui che vuole riportare il progetto nell'oscurità, cioè nel negare che ci sia la luce? All'inizio c'era la tenebra, ma il Signore cominciò l'opera della creazione dicendo sia la luce, e la luce fu. È la rivelazione di Dio come luce nella tenebra. Chi è quest'uomo che pretende di riportare la tenebra là dove Dio ha fatto luce? È l'uomo di ieri e di oggi, che non vede la luce e dice la luce non c'è. Non c'è senso nell'universo, non c'è una ragione, non c'è un piano. Il caso regge l'universo. L'uomo non lo vede, Giobbe non lo vede. E questo suo limite lo porta a negare ciò che non vede. Dio interviene per dare risposte, ma in realtà fa delle domande. Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai, visto che la sai tanto lunga. Io ti faccio delle domande e tu dammi risposta. Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? E in questa carrellata di domande, che riempie 2 lunghi capitoli, l'autore passa in rassegna l'opera della creazione. In modo geniale fa parlare il creatore stesso, mettendo l'uomo di fronte alla sua condizione di creatura. Gli pone di fronte la consapevolezza dei propri limiti. Quando ponevo le fondamenta della terra, tu uomo, dov'eri? La sapienza, nel libro dei Proverbi, si presenta dicendo: io c'ero. Quando il Signore metteva le fondamenta della terra, io ero presente con Lui. E tu, uomo, dov'eri? Dimmelo, se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la corda per misurare? Con immagini molto semplici, da muratore, da costruttore, Dio evoca la propria opera di creatore. Dove sono fissate le sue basi? O chi ha posto la sua pietra angolare? Mentre gioivano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio. In mezzo a queste domande, l'autore ha inserito dei piccoli tasselli poetici
autentiche perle letterarie, con una grazia speciale, danno il quadro splendido della creazione. Le stelle del mattino gioivano in coro, cioè cantavano una splendida sinfonia. E i figli di Dio, intesi come gli angeli, applaudivano. Mentre Dio cominciava la creazione del mondo, poneva le fondamenta, metteva la pietra angolare, prendeva le misure, il coro celeste cantava un inno meraviglioso. E tu dov'eri? Sai qualcosa di che cosa ho fatto io all'inizio? Chi ha chiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno? Quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre. Qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Un elemento fondamentale nei quadri di creazione è sempre il dominio sul mare, perché il mare per l'antico orientale è simbolo del male, del caos, del disordine. Il Signore per creare ha dovuto dominare il disordine. Ha posto un limite. Il mare, mostro caotico delle origini, viene paragonato poeticamente ad un bambino, chiuso nella culla, fasciato da Dio. Il Signore gli ha dato dei limiti ben precisi. Lo ha chiuso con chiavistello e porte e gli ha detto: fin qui giungerai e non oltre, non plus ultra. È una formula importante della tradizione, ma non significava non oltre le colonne d'Ercole. Significa oltre quel limite che è fissato dal Creatore. Il peccato dell'uomo viene presentato proprio come l'orgoglio caotico dell'andare oltre il limite. Il Dio creatore ha dato ordine a tutte le cose fissando un ordine, e l'ordine implica un limite. Fin qui giungerai e non oltre. La pretesa di andare oltre è quello che i greci chiamavano hybris, è il peccato di tracotanza, è l'orgoglio, è quello che nella tradizione cristiana è stato chiamato il peccato originale, l'origine del peccato, l'atteggiamento di sfiducia e di disobbedienza dell'uomo che vuole andare oltre il limite fissato da Dio, prendendo il posto del creatore senza riconoscere la propria condizione di creatura. Da quando vivi? Continua il Signore a chiedere a Giobbe. Hai mai comandato al mattino? O assegnato il posto all'aurora? Sei tu che fai sorgere il sole? Riesci a comandare gli astri? E poi aggiunge un particolare descrittivo poetico. L'aurora afferra la terra per i lembi e ne scuote via i malvagi, come un tappeto da cui scuotere la polvere o i pidocchi. L'aurora manda via ciò che è male, fa scappare quelli che operano nelle tenebre, e la terra prende forma come creta premuta da sigillo, si tinge come un vestito. L'aurora
nega ai malvagi la loro luce. Paradosso, la tenebra è la luce per i malvagi e spezza il braccio che si alza a colpire. Continua Giobbe a essere interrogato da Dio e silenzioso sente queste domande. Sei mai giunto alle sorgenti del mare? Nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte? Hai considerato quanto si estende la terra? Dillo, se sai tutto questo. Qual è la strada dove abita la luce? Dove dimorano le tenebre? Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. L'autore si diverte a mettere in bocca a Dio anche frasi ironiche che deridono la pretesa di Giobbe, dell'uomo di sapere, di capire, di spiegare. E continua così, con grande insistenza, a domandare se Giobbe sa non solo quello che è successo all'inizio, quando sono state poste le fondamenta, è stata separata la terra dalle acque, è stato organizzato il ciclo della luce, della tenebra. Gli chiede se lui sa regolare il ciclo dell'acqua, delle piogge, se controlla il movimento degli astri, delle stelle, se determina il fulmine, il tuono, il temporale. Poi passa a prendere in considerazione il mondo animale. Il mondo degli animali lontani dall'uomo, non semplicemente degli animali domestici. Chi ha elargito all'ibis la sapienza? Chi ha dato al gallo intelligenza? Secondo la tradizione egiziana, l'ibis prevedeva le piene del Nilo. Così il gallo sembra popolarmente che intuisca l'arrivo del temporale. Se canta fuori orario è un segno di preavviso. L'uomo non se ne intende e questi animali capiscono di più. Chi gliel'ha insegnato? Gliel'hai insegnato tu? E poi una grande serie di domande sul mondo degli animali. Sai quando figliano i camosci? Assisti al parto delle cerve? Ma cosa importa questo discorso? Giobbe ha i suoi problemi, ha una sua sofferenza che lo angoscia. Che gli importa di sapere quando figliano i camosci e di sapere come si comportano gli animali selvatici? E parla del bufalo, del rinoceronte, parla del cavallo. Le sai queste cose? Ti occupi tu di dar da mangiare ai piccoli del corvo? Domanda strana. Perché prende il corvo come elemento di domanda? Il corvo è un animale sgraziato, negativo, è brutto, gracchiante, un usignolo è tutt'altra figura. Il corvo è animale immondo, mangia cadaveri. I piccoli del corvo sono fra l'altro bruttini. Il contadino alleva pulcini, a quelli dà da mangiare perché gli servono. I piccoli del corvo non gli interessano proprio. Non è l'uomo che si preoccupa di nutrire i piccoli del corvo, eppure ci sono anche quelli e crescono. Un altro particolare interessante riguardava la pioggia. E il Signore domanda a Giobbe: sei tu che fai piovere sul deserto, dove l'acqua
non serve a niente? È un'osservazione molto interessante. Il contadino israelita soffre per la carenza di acqua, piove raramente, e che piova nel deserto sembra acqua sprecata. È vero, a primavera il deserto, bagnato dalle piogge, fiorisce, spunta una bella erba verde e viene costellata di anemoni al gambo corto. Ma non serve a niente. Se piovesse di più sull'orto del contadino, potrebbe crescere della bella insalata, perché quell'erba nel deserto e quei fiori che nessuno vede sono sprecati e inutili. Ma questa è una mentalità interessata dell'uomo, che giudica il creato con un principio di tipo economico, di interesse privato. Mi serve, non mi serve. L'acqua nel deserto non mi serve. I piccoli del corvo non mi servono, quindi non mi interessano. Alla base delle domande dell'uomo rischia di esserci sempre questa egoistica ricerca. A me che importa? Che ci guadagno io da questo? Dunque, le domande che l'autore di Giobbe fa porre al Signore servono per allargare l'orizzonte dell'uomo. Ma è strano, per allargare l'orizzonte della propria visuale, l'uomo deve prendere consapevolezza del proprio limite. Le domande hanno fatto sentire Giobbe limitato. Il creatore si rivolge all'uomo per farlo sentire creatura che ha un limite di tempo. Qualche anno fa non c'era. Un limite di spazio, sono qui e non posso essere altrove, e per tanto che giri non arrivo mai dappertutto. Un limite di conoscenza, c'è un'infinità di cose che non so, che non saprò mai, anche della mia stessa realtà. Digerisco senza sapere come avviene la digestione, ma digerisco lo stesso. Non dipende dalla mia sapienza, dalla mia conoscenza della chimica, il fatto di digerire. E soprattutto c'è un limite di potenza. Io non posso fare un'infinità di cose. Non dipende da me il più della realtà. Ho l'illusione di esserci da sempre, di essere dappertutto, di sapere tutto, di potere tutto, ma è un'illusione. È quella radice del peccato di prepotenza che fa di me uno che va oltre il limite, la creatura che pretende di essere creatore. E quindi assolutizza il proprio problema. Giobbe ha un problema molto grave, ma lo fa diventare il perno dell'universo. Tutto dipende da me. Se non capisco, non è. Se non posso risolverlo, non lo può risolvere nessuno. L'intervento sapiente di Dio che invita l'uomo a riflettere sulla creazione relativizza il suo problema e lo inserisce in un quadro molto più grande. Giobbe si è sentito limitato, ha preso coscienza di essere creatura, ma non umiliato. Si è sentito amato, conosciuto, proprio in questa dinamica della scoperta del limite l'uomo diventa grande. E la grandezza dell'uomo sta proprio in questa relazione di amicizia con il Creatore. Lo splendido finale del capitolo 42
fa dire a Giobbe, che ha scoperto il proprio limite e quindi la propria grandezza. Comprendo che tu, Signore, puoi tutto e che nessun progetto a te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Giobbe ha capito di essere un ignorante, che non può riportare nelle tenebre il piano di Dio. Davvero, ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non riesco a comprendere fino in fondo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Giobbe ha fatto una esperienza personale di Dio. Finalmente i suoi occhi l'hanno visto, ma non ha visto niente di particolare. Ha visto il proprio limite e ha scoperto la grandezza di Dio. Ha scoperto di essere creatura, ma in relazione con il Creatore. Finalmente lo ha visto e questa è la risposta che dà senso anche al suo dolore.